7:22 di oggi, martedì 10 giugno. Buongiorno a voi tutti da Deborah Notarnicola. Partiamo con una nuova puntata di Buongiorno Taranto, nel corso della quale torneremo a parlare ancora una volta della vertenza delle vertenze ex Ilva, un territorio, i lavoratori, i cittadini, la comunità tutta in attesa di risposte che tardano ad arrivare, ma parleremo anche di prospettive quando fervono i preparativi per la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. Ieri pomeriggio una iniziativa organizzata dalla Fondazione del Mediterraneo per lo Sport, proprio per parlare di prospettive, quello che sarà dopo i Giochi del Mediterraneo, ma parleremo anche di tanto altro. Ora però è il momento di restituire la linea alla regia per l'oroscopo di Maia, tra poco. L'oroscopo di Maia. Buon mercoledì da Maia e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, vi sentirete bene insieme alla persona che amate, capaci di instaurare un rapporto forte ed equilibrato. In ambito lavorativo non avrete paura di approcciarvi ai nuovi progetti. Toro, sfera sentimentale piacevole. Per quanto riguarda il lavoro, ci saranno alcune difficoltà nei vostri progetti, ma con l'impegno e la passione che ci mettete, riuscirete a cavarvela piuttosto bene. Gemelli, in amore il sostegno del partner sarà prezioso per una relazione di coppia affiatata, ma non solo. In ambito lavorativo sarà un periodo importante per i vostri progetti, che richiederanno particolare attenzione. Cancro, riuscirete ad essere meno spigolosi nei confronti del partner oggi, ma ci saranno ancora alcuni angoli da smussare affinché il vostro rapporto possa funzionare. In ambito lavorativo i vostri progetti andranno avanti a gonfie vele. Leone, il rapporto con il partner non sarà sempre così affiatato, ma a volte potrebbe fare bene avere dei confronti, purché non siano troppo accesi. In ambito lavorativo dedicherete parecchie risorse ai vostri progetti personali. Vergine, se siete single potreste avere bisogno di risolvere alcuni problemi in famiglia o con gli amici. Nel lavoro sarete spinti da tanta buona volontà, ma vi serviranno anche idee valide e soprattutto nuove. Bilancia, il prossimo periodo potrebbe essere un po' burrascoso in campo sentimentale. Attenzione alle parole. Sul fronte professionale riuscirete ancora a dire la vostra grazie al sostegno delle stelle e della vostra autostima. Scorpione, state per attraversare un periodo estremamente positivo e le vostre prospettive continuano a migliorare, soprattutto all'interno della sfera familiare. Potrete trarre grandi soddisfazioni. Sagittario, potreste sentirvi particolarmente vicini ad una persona speciale oggi, così come agli amici più stretti. Un'imprevista entrata economica avrà un impatto davvero positivo sul vostro umore e sulle vostre possibilità. Capricorno, tenete occhi e orecchie ben aperti, perché potreste ricevere informazioni importanti su come aumentare il vostro reddito, e questa sarà solo una delle tante meravigliose cose destinate ad accadervi nel corso della giornata. Acquario, nel lavoro, grazia, buon umore e gentilezza saranno le armi vincenti contro chi è troppo prepotente. Riuscirete a rimettere queste persone al loro posto, anche con la forza del vostro carattere. Pesci, in compagnia di qualcuno che vi affascina con le sue parole, i sentimenti potrebbero raggiungere livelli stratosferici oggi. Nel lavoro vi assumerete la responsabilità di perseguire i sogni nel cassetto. Oggi vi saluto con le parole di Grant Morrison. Un cannone spara una sola volta, ma le parole esplodono attraverso i secoli. Ciao a tutti e a tutti. A domani con l'oroscopo di Maia. Bene, partiamo con la panoramica sulle prime pagine dei giornali. Partiamo dal quotidiano di Taranto. C'è in prima pagina la giudiziaria con le indagini a carico dell'assessore Starace, la prima grana per il governatore De Caro, accusata di concussione a Vieste. Lei si dice fiduciosa, la regione valuteremo. Dunque prima grana per la giunta De Caro, l'assessora regionale Grazia Maria Starace, indagata per concussione con il sindaco di Vieste ed un dirigente comunale.
L'inchiesta riguarda presunte pressioni sull'ex marito per un lido. Sarace respinge le accuse, si definisce vittima di una vicenda familiare e appunto si dice fiduciosa. Sempre sul Prima del Quotidiano, in breve, i partiti, il caso Brindisi, effetto delle elezioni comunali, boom di eletti per il Partito Democratico, traslochi, Forza Italia Vannacci, e poi il via libera in Consiglio, la stretta sui pozzi per non sprecare l'acqua, proroghe, multe light. Sulla destra Montezemolo che invita i giovani, ora investite qui in Puglia, ospite al paesiello di Lecce. Montezemolo in un incontro organizzato dalla Fondazione Semi d'Impresa, Confindustria e ANCE, ha invitato i giovani ad investire in Puglia. Poi a centropagina Iacovone Bitetti tira dritto, la Disa avanti con l'iter, i tifosi ora conta vincere. A fondo pagina, invasione di croceristi, tour e negozi, affari d'oro, terzo approdo in pochi giorni, finalmente città aperte, ma le criticità restano. E poi dalla provincia all'ambiente parliamo della porzione di territorio del versante orientale ionico, parliamo di Lizzano, le obiezioni del comitato, ambientalisti ancora in campo, non riaprite quella discarica. Sono partite via PEC le osservazioni dell'associazione attiva a Lizzano contro la riapertura della discarica ex Vergine, oggi Lutum, isola amministrativa di Taranto ma confinante con i territori di Lizzano, Fragagnano e Monteparano. Ci spostiamo sulla prima pagina della Gazzetta del Mezzogiorno, ovviamente anche qui la cronaca giudiziaria in primo piano, l'intrigo di Vieste, indagata l'assessora regionale Starace, il lido dell'ex marito fatto chiudere per ripicca, sono io la vittima, dice l'assessora. E poi i focus, il progetto civico di Onorato prende il largo, coinvolti tanti pugliesi, ancora a Brindisi la politica, 3 consiglieri con Vannacci ma il sindaco non rischia. Sulla destra Bari, la casa popolare tolta all'uomo del clan, sgombero al quartiere San Paolo, era occupata abusivamente. Poi a fondopagina l'inchiesta, nelle campagne i nuovi schiavi sfruttati e vessati, la strage di Amendolara e la verità spesso negata. La prima pagina dell'edicola, concussione, indagati sindaco e assessora a Vieste, la titolare regionale al turismo Starace dice è una vicenda personale, chiedo riserbo l'ipotesi di reato, pressioni per la revoca di una concessione balneare all'ex marito in concorso con il Primo Cittadino. Intanto in regione scintille in consiglio sui pianisti, poi sì alla legge. E poi le rinnovabili, eolico, Puglia leader, si conferma la regione leader ma le reti non reggono. Poi ci spostiamo a fondopagina, anche qui da Brindisi Vannacci continua la cavalcata. E poi la cultura, premiano le case che sanno dialogare con il paesaggio, un'iniziativa dell'ordine degli architetti della provincia di Lecce che istituisce il premio che mette al centro la qualità dell'architettura. La linea torna per qualche minuto alla regia di Piero Caffio, tra poco. E siamo nuovamente insieme per la seconda parte della nostra rassegna stampa. Siamo sulla prima pagina del Corriere del Mezzogiorno. Prime nubi sulla giunta De Caro, pressioni in cambio della concessione al lido dell'ex marito e indagata l'assessora Starace. L'inchiesta di Vieste, nel mirino della procura anche il sindaco Nobiletti. Lei, Starace, si ritiene vittima, il silenzio del presidente. A centropagina la foto della masseria Battaglia di Lama, nella masseria tarantina di fine 600, il polo tecnologico dei giovani nerd. E poi sempre sulla prima del Corriere del Mezzogiorno andiamo a Foggia, spirali anticrisi, Luxuria, episcopo mi trattava da alunna, si lavora al rientro dalle dimissioni. E a Foggia
Soggia, diplomazia in azione per far rientrare le dimissioni della sindaca Maria Ida Episcopo e scongiurare quindi il commissariamento e le elezioni anticipate. Intanto Vladimir Luxuria esprime un giudizio duro sull'operato della prima cittadina. Mi ero impegnata molto per lei, dice, è stata una delusione, doveva essere il simbolo di una nuova esperienza, ma il campo largo si è tramutato in camposanto, mi ha trattato come un'alunna rimproverata dalla preside. Poi a Brindisi 3 consiglieri lasciano Forza Italia per Vannacci, sono 3 consiglieri di Brindisi: Nicola Di Donna, Mari Cacciaccia e Luca Tondi lasciano Forza Italia e approdano in Futuro Nazionale, il nuovo partito del generale Vannacci. Il leader pugliese Sasso: con noi già 10 amministratori locali. E poi a fondo pagina, Casa Sollievo, una testa salta, l'altra resta, arrivano i commissari di Leone XIV, DG confermato, via il direttore amministrativo. Poi a Torreammare, rifiuti per terra, Circolo Unione, ristorante chiuso, continua il giro di vita del comune di Bari contro chi non rispetta l'ordinanza del conferimento dei rifiuti. Tra i sanzionati anche il ristorante del Circolo Unione di Torreammare, che resterà chiuso per 5 giorni. Ci spostiamo ora sulla prima della Repubblica di Bari. Indagata l'assessora Starace, pressioni per levare concessione del Lido a ex che non pagava gli alimenti. E poi in breve la decisione a Bari, sgomberata casa popolare al quartiere San Paolo, occupata abusivamente da famiglia del clan Strisciuglio. E poi ancora il caso Merilo Russo, il Policlinico conferma il licenziamento, non poteva avere la borsa di studio. E a cura del collega Pier Francesco Albanese, a Taranto il caso operaia licenziata per le troppe assenze dopo aborto, ingiurioso contarli come giorni di malattia, il caso di cui ci siamo occupati ieri mattina nella puntata di Buongiorno Taranto con il video collegamento con l'avvocato Fabrizio Del Vecchio. E poi la denuncia sempre sulla prima di Repubblica Bari, pronto è la questura ma è una truffa, la polizia mette in guardia i baresi, non date soldi. La linea torna alla regia, noi ci rivediamo tra pochissimo. 7:40, eccoci con il primo video collegamento di questa puntata Buongiorno Taranto. Abbiamo pronto il video collegamento con l'avvocato Mario Soggia per la Fondazione del Mediterraneo per lo Sport. Buongiorno avvocato. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Dunque un'iniziativa, quella di ieri pomeriggio, perché partiamo dalla importanza di questo evento che si terrà a Taranto dal 21 agosto al 3 settembre, per dire cosa? Che bisogna comunque pensare anche al dopo. Quali sono le prospettive quando sarà chiuso il sipario sulla 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo? Beh, innanzitutto l'evento di ieri è stato molto interessante perché lo abbiamo voluto promuovere per dare informazioni precise alla città riguardo a quello che avverrà in quei giorni dei Giochi del Mediterraneo. E tutti i capo area organizzatori dei Giochi del Mediterraneo ci hanno parlato di un evento che sarà di proporzioni straordinarie. Sarà un evento assolutamente unico nel suo genere, nel panorama italiano negli ultimi anni, molto simile a Milano Cortina. Quindi nella nostra città avverrà qualcosa di nuovo, qualcosa di straordinario. La mission della fondazione è quello di cercare di mantenere questa straordinarietà anche per il dopo Giochi del Mediterraneo. Innanzitutto con riferimento alla passione per lo sport, cioè ad avvicinare sempre più persone allo sport, anche con un occhio molto vigile sulla inclusione, un'inclusione che sia di carattere sociale, che voglia far partecipare alle attività sportive tutte le condizioni di fragilità, che sia una fragilità fisica o una fragilità di carattere sociale o economico. E poi cercare di creare degli hub multifunzionali, cioè far sì che gli impianti siano luoghi di eventi sportivi ma anche luoghi per fiere, per concerti, per attività culturali che possano portare una ricaduta sul territorio di carattere economico e con grande attenzione naturalmente all'ambiente, per cercare di voltare finalmente pagina dopo 60 anni di
strazi sotto un profilo ambientale, sotto un profilo economico e sotto un profilo sociale. Avvocato, ha anticipato la mia domanda. Lei è un avvocato del lavoro, si occupa di vertenze, quindi conosce perfettamente quello che è il nostro contesto da questo punto di vista e le difficoltà chiaramente del nostro mondo. Quanto secondo lei può e deve essere importante, quanto si deve puntare su iniziative di questo genere proprio al fine di tirar fuori il meglio in termini proprio di riflessi economici? È fondamentale e noi ci stiamo lavorando, ci stiamo mettendo l'anima in questo progetto, perché crediamo che sia un'occasione più unica che rara. E lo sport, per sua stessa indole, per sua stessa natura, induce a comportamenti che siano sani sia per la propria salute sia per la salute di tutto ciò che ci circonda, e quindi questo può sviluppare non solo per chi pratica sport, ma per tutta la comunità può sviluppare una nuova cultura, una nuova visione che pone attenzione all'ambiente, e poi può avere ricadute di carattere economico. Però se abbiamo un comportamento responsabile nei nostri confronti, nei confronti della collettività, questo è il modo per cambiare finalmente pagina. Grazie all'avvocato Mario Soggia per la Fondazione del Mediterraneo per lo Sport. Grazie e una buona giornata. Grazie a voi, buona giornata. Noi andiamo avanti, ora è il momento di una pausa pubblicitaria. E riprendiamo l'argomento relativo al dopo Giochi del Mediterraneo. Ne abbiamo parlato pochissimi minuti fa con l'avvocato Mario Soggia della Fondazione del Mediterraneo per lo Sport, la necessità di guardare anche oltre quando saranno chiusi i battenti della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. Intanto è in atto la ricerca di soggetti che dovranno gestire gli impianti costruiti proprio per il grande evento che si terrà quest'estate a partire dal 21 agosto dopo la chiusura dei Giochi. Sono stati pubblicati infatti i bandi per la gestione, ce ne parla il direttore Enzo Ferrari nel servizio. Pubblicati i bandi per la gestione degli impianti sportivi in costruzione per i Giochi del Mediterraneo. A Palazzo di Città la conferenza per illustrare le diverse modalità di partecipazione ai bandi. Procedura semplificata per gli impianti del Parco Urbano Salinella e per il campo di calcio di Talsano. Si procederà al progetto di finanza per lo Stadio del Nuoto, il Palamazzola e il Pala Ricciardi, abbinato allo Stadio di Atletica Valente. Previste premialità per le proposte che contempleranno l'accesso agli impianti a prezzi agevolati per le piccole società sportive. Tempo per affidare gli impianti sportivi compatibilmente con la data di scadenza dei Giochi del Mediterraneo, individuando quelli che sono i modelli di gestione che devono necessariamente dare una particolare attenzione alle società sportive, alle associazioni sportive. Discorso a parte la gestione dello stadio Iacovone. È stata attivata la procedura del project financing sulla base della proposta pervenuta dal gruppo Ladisa, unica ufficialmente pervenuta. Naturalmente si proseguirà con una procedura pubblica alla quale potranno partecipare anche altre società interessate. Tutto ciò all'indomani delle dichiarazioni del presidente del Taranto Calcio, Sebastiano Ladisa, il quale aveva affermato che senza stadio verrebbe meno l'impegno del gruppo per il Taranto. In ogni caso sarà garantita la concessione per assicurare l'iscrizione al prossimo campionato nelle more del nuovo affidamento. Per lo stadio Iacovone è arrivata una proposta di progetto di finanza da parte del Taranto Calcio, di una società collegata. I proponenti conoscono la norma meglio di me e sanno che quella proposta deve seguire un iter e dopodiché sarà messa a bando, quindi sarà affidata al miglior offerente. Non può il sindaco o l'amministrazione comunale stabilire se va a Tizio o a Caio in maniera preferenziale. Discorso più complesso per lo Stadio del Nuoto, che ha costi di gestione elevatissimi. Anche qui si procederà con il project financing, ma il Comune sta cercando di ottenere contributi ministeriali per sostenere la gestione dell'impianto. E come è giusto che sia, si guarda chiaramente oltre l'evento che si terrà questa estate. La linea ora torna alla regia per la musica.
E è partita ormai la seconda ora insieme. Buongiorno Taranto, con voi in studio Deborah Notarnicola. Parliamo di un argomento importante, parliamo dell'anoressia, di un disagio psicologico che investe pienamente il rapporto con il proprio corpo. Sono circa 4.000 i morti all'anno purtroppo per i disturbi del comportamento alimentare, e in particolare l'anoressia è considerata la seconda causa di morte tra gli adolescenti, subito dopo gli incidenti stradali. Di questo parliamo con il collega e autore Michele Pennetti, che è in video collegamento. Buongiorno. Buongiorno a te, buongiorno a tutti, grazie. E dunque lo spunto per parlare di questo argomento assolutamente importante, certamente offerto dal libro che avete presentato, che avete scritto insomma a quattro mani con Giorgio Perinetti, e che avete presentato qui a Taranto solo qualche giorno fa, Quello che non ho visto arrivare, l'anoressia che porta addirittura alla morte, un'esperienza diretta in questo libro. Sì, raccontiamo in questo libro la storia di Emanuela Perinetti, che è la figlia di Giorgio, cioè dell'amico direttore sportivo col quale abbiamo scritto questo libro. Emanuela era una ragazza brillantissima in carriera, curava l'immagine di alcuni tra i più grandi calciatori italiani e stranieri, pensate a Del Piero, a Pogba, eppure nonostante avesse una carriera già alle spalle e un brillantissimo futuro davanti, il fantasma, il male, il disagio l'ha tenuta in ostaggio fino ad ucciderla, fino a farla morire. Ecco, quella che sembra essere una contraddizione: da una parte una carriera brillante, una donna nel pieno dei suoi anni, quindi con un futuro altrettanto brillante evidentemente davanti, e dall'altra parte un problema così grande da gestire. Perché? Perché evidentemente in questa società continuiamo ad inseguire la perfezione che non esiste, Michele. Sì, assolutamente. Emanuela da ragazzina aveva avuto un grosso problema alle gambe, il linfedema, che la portava ad ingrossare le gambe. C'è un problema del sistema linfatico che determinava questa conseguenza fisica, per cui era costretta a sostenere diete ferree per non ingrassare, e non c'erano delle cure attraverso le quali potesse guarire da questo problema. Da qui poi, col passare degli anni, e soprattutto nel periodo del Covid, non potendo più andare in palestra, non potendo più allenarsi, non potendo quindi più smaltire ciò che mangiava, è entrata definitivamente nel tunnel dell'anoressia, dal quale non è più uscita. È come dicevi giustamente tu, è un male del nostro tempo, nel senso che inseguiamo appunto modelli estetici in molti casi, o comunque modelli anche visivi di un certo tipo, che sono improntati appunto alla magrezza, al fatto di essere in forma, al fatto di dipendere anche dal nostro aspetto fisico, che ci porta spesso a poi inseguire dei modelli che sono dannosi per la nostra salute. Alcuni riescono a gestire bene questi processi, altri invece ci finiscono dentro fino in fondo, credendo di poter avere il controllo della situazione, ed è questo l'aspetto più drammatico, nel senso che il disagio, che è un disagio innanzitutto di natura psichiatrica, o psicologica, diventa poi si trasforma in qualche patologia, che nel caso di Emanuela era la bradicardia, ma in molti casi può portare ad altro genere di disturbi. Quindi ecco, questo è la questione di fondo generale. Ovviamente c'è anche dietro questo dramma, che, come dicevi tu, investe tantissime persone in Italia, perché pensate, sono 3,5 milioni gli italiani che soffrono di disturbi del peso e dell'alimentazione. Ecco, bene, dice proprio questo disagio viene vissuto in molti casi come uno stigma, cioè non si tiene
si tiene con sé, non se ne parla, non ci si confronta. C'è vergogna. C'è una sorta di c'è uno stigma, perché purtroppo ancora nella nostra cultura in genere, quando ci si rivolge a uno psicoterapeuta, si tende a farlo sempre di nascosto, in maniera riservata, quando invece i problemi di questo tipo andrebbero affrontati così come si affronta, per esempio, come si cura un ginocchio. Certo. Ecco, ortopedico, oppure se ti fa male un dente vai da un dentista, ma se hai questo tipo di problematica si fa fatica intanto ad andare da uno psicoterapeuta e a curarsi, e poi soprattutto a parlarne con gli altri, ed è questo l'aspetto più più importante della questione. Ecco, Michele, facciamo in modo che da qui possa partire un invito, insomma, innanzitutto ad accettare i propri limiti. Semplicemente ciascuno di noi ha bisogno in alcuni momenti della propria vita di fermarsi, di riflettere, di confrontarsi, di ascoltare un parere esterno. Ecco, facevi riferimento alla psicoterapia, che è uno strumento che io ritengo assolutamente essenziale. Dovremmo essere più clementi anche con noi stessi, smettere appunto di inseguire un modello di perfezione e accettare e amare anche la nostra unicità, che significa avere ovviamente anche dei difetti. Grazie a Michele Pennetti per questo intervento. Grazie a te. Buona giornata. E tanto. Ciao, buona giornata a te. Grazie. Torniamo in studio e la linea torna al collega della regia. E dunque la settimana lunedì scorso appunto è cominciata con la visita del ministro Urso, ministro delle imprese del Made in Italy, a Taranto presso lo stabilimento Vestas per la cerimonia di inaugurazione di un ampliamento dello stabilimento stesso con l'amministratore delegato della stessa azienda. Da parte dei sindacati che invece rappresentano lo stabilimento, la grande vertenza ex Ilva, era partita una richiesta di incontro, dal momento che qui sul territorio vi era appunto Adolfo Urso, il ministro. Richiesta di un incontro che è caduta nel vuoto, perché a quanto pare non c'era tempo, non c'era la possibilità di incontrare i rappresentanti dei lavoratori della grande industria. Nella mattinata di ieri, intanto, una parte del fronte sindacale, praticamente FIOM, UILM e USB, hanno firmato una nota proprio in merito a questo mancato incontro. Ne parliamo con Vito Pastore, che è il responsabile per l'ex Ilva della UILM, quindi UIL Metalmeccanici. Buongiorno Pastore. Buongiorno a voi. Dunque, cosa aggiungere rispetto a quello che è stato già detto nelle ultime ore? Beh, da aggiungere ci sarebbe tanto, visto che questo incontro noi lo chiediamo oramai dal 5 marzo, l'ultima volta in cui ci siamo incontrati a Palazzo Chigi, nella quale il ministro Urso ci prospettava un'imminente vendita al gruppo americano Flux. Da lì poi un silenzio assordante e numerosi acquirenti che si sono susseguiti di lì ad oggi. Abbiamo sentito parlare successivamente di poi è subentrato Qatar Steel, poi abbiamo sentito parlare del gruppo Eni insieme ad Arvedi, ne abbiamo sentite tanti in questi mesi, ma la realtà è che di fatto non c'è nulla. Siamo in una situazione di silenzio assordante, motivo per il quale avevamo chiesto di fare un incontro in occasione della venuta qui a Taranto del ministro Urso, anche per una questione di rispetto nei confronti dei migliaia e migliaia di lavoratori. Ecco, la questione però al purtroppo, momento, come abbiamo sentito, Urso aveva altri impegni e non poteva dedicarsi a una vertenza che oramai va avanti da 14 anni e che purtroppo coinvolge migliaia e migliaia di famiglie. Ecco, Pastore, giusto un minuto per ricordare che la questione trattative è al momento praticamente congelata, è ferma da giorni.
è completamente ferma, e la cosa più triste è che noi apprendiamo le notizie sempre e solo dalla stampa, motivo per il quale noi volevamo sfruttare l'occasione della presenza del ministro qui a Taranto, a pochi metri dallo stabilimento Ilva. Sarebbe dovuto essere un atto doveroso da parte sua interfacciarsi con noi, visto il silenzio assordante degli ultimi mesi. Ecco, cosa pensano di fare i sindacati a questo punto? A pochi metri dello stabilimento, noi continueremo a chiedere un incontro a Palazzo Chigi, che è l'unica sede dove si deve discutere del futuro di questa azienda. Naturalmente continuiamo a ribadire che in mancanza di acquirenti l'unica soluzione è quella di nazionalizzare la fabbrica per un periodo, cercare di metterla in una condizione di vendita migliore rispetto a quella attuale, perché è naturale che in questo momento la fabbrica vive uno dei momenti peggiori, senza risorse, senza finanze. Qui si tira purtroppo così tra mille difficoltà, si tira avanti tra mille difficoltà, e l'unica cosa che regna è l'incertezza. Grazie Vito Pastore, responsabile per l'ex Ilva della Will Metalmeccanici di Taranto. Grazie, buona giornata e buon lavoro. Buona giornata anche a voi e buon lavoro. Noi andiamo avanti, lo facciamo ancora con la musica. E dunque andiamo avanti, dicevamo la visita del ministro Urso inizio settimana sicuramente accolta, ma ci sono stati insomma è stato disapprovato il fatto di non aver previsto un incontro con i sindacati dei metalmeccanici dell'ex Ilva. E intanto, sempre per quel che riguarda la Vestas, sempre dal mondo sindacale arriva una maggiore richiesta, nonostante la cerimonia di ampliamento di lunedì, richiesta di attenzione per quelle che sono le esigenze del mondo del lavoro. Sentiamo il servizio. Taranto non può essere solo un luogo di passaggio, deve essere un luogo di lavoro stabile, qualificato e rispettoso delle persone. È la denuncia di FIOM CGIL di Taranto sullo stabilimento Vestas Blade, leader nella produzione di pale eoliche. Nonostante l'inaugurazione del nuovo capannone di oltre 200 milioni di euro di investimenti, il sindacato lancia l'allarme: mancano le stabilizzazioni. 200 milioni di euro investiti, 3 nuovi progetti industriali legati ai fondi del PNRR e l'inaugurazione l'8 giugno scorso, alla presenza del ministro delle imprese Made in Italy Adolfo Urso, del nuovo maxi capannone per produrre le innovative pale eoliche V236. I numeri di Vestas a Taranto raccontano la storia di un sito industriale di forte crescita, un pilastro per la transizione energetica del paese, ma dietro i fatturati e le grandi strutture c'è un'altra realtà che preoccupa il sindacato. La FIOM CGIL di Taranto solleva il caso del precariato. A fronte di una produzione che aumenta, non corrisponde, dicono i rappresentanti dei lavoratori, un aumento dell'occupazione stabile, anzi negli ultimi mesi si registrerebbe un trend opposto: scadenze contrattuali non rinnovate, nessun passaggio a tempo indeterminato, persino chi lavora in somministrazione da oltre 20 mesi. Gli investimenti ci sono e la produzione cresce, conclude la nota sindacale, ma senza stabilità occupazionale non c'è futuro industriale. Insomma, il rischio, denuncia la FIOM, è quello di disperdere professionalità già formate, danneggiando la stessa continuità produttiva. Per questo l'organizzazione sindacale ha chiesto un incontro urgente ai vertici dell'azienda per monitorare l'organizzazione del lavoro e ottenere dati chiari sui contratti. La sfida della transizione ecologica a Taranto per il sindacato si vince solo con il lavoro di qualità. Dunque non ci si trova ai conti. Da una parte si inaugura l'ampliamento di un capannone della Vestas, dall'altra parte mancano e tardano ad arrivare delle garanzie per i lavoratori. Noi tra poco parleremo di un'altra inaugurazione, andremo all'Ama presso la masseria Battaglia con la collega Federica Pompamea. Intanto la linea torna alla regia. Fare qualcosa con passione, con entusiasmo, con creatività, immergersi completamente, dare l'anima, a questo si riferisce la parola Meraki, parola di origine greca, e si chiama Borgo Meraki, la masseria Battaglia, dove è stato inaugurato un nuovo progetto, diventerà polo dell'innovazione, ma ce ne parla in maniera dettagliata la collega Federica Pompamea.
L'antica masseria Battaglia rinasce come Borgo Meraki, un polo dell'innovazione promosso dal gruppo Sabanet che nasce con l'obiettivo di unire tecnologia, cultura e impatto sociale mettendo al centro la persona. Per Valeria Marci, amministratrice dell'holding HZ3 che gestisce la struttura, il progetto prenderà vita attraverso le relazioni e le idee che si creeranno all'interno della masseria. Vogliamo rendere Masseria Battaglia e il parco, il giardino, tutto quello che circonda Masseria Battaglia un luogo vivo, un luogo in cui ci possano essere idee, progetti, imprenditorialità, cultura. Quindi vogliamo recuperare, come stiamo facendo, un patrimonio storico, però metterlo a disposizione del territorio, perché crediamo in questo territorio. Durante l'incontro inoltre sono stati presentati per la prima volta alla comunità gli ambienti già restaurati, tra cui gli uffici che si trovano al primo piano e al piano terra, che ospitano da un anno il quartier generale delle aziende del gruppo Sabanet e alcune aree dei giardini all'italiana. Un intervento essenziale per accogliere gli oltre 150 giovani talenti che lavorano all'interno dell'azienda, come ha spiegato il CEO Gianfranco Zizzo. Ovviamente c'è un progetto ancora più grande, tra un po', spero entro la fine dell'estate, ci trasferiremo come azienda e stiamo lavorando per una serie di altri progetti per realizzare altre superfici che saranno oggetto di questo progetto. Uno spazio creativo capace di mettere in rete piccole e medie imprese e associazioni del territorio con l'obiettivo di condividere idee e costruire progetti futuri per incentivare così lo sviluppo socio-economico del territorio, come ha raccontato Sergio Prete, presidente della Fondazione Meraki. Nasce sostanzialmente con due obiettivi: quello di contribuire alla creazione di un ecosistema innovativo nel nostro territorio attraverso la collaborazione con tutti gli altri enti del terzo settore, quindi fondazioni e associazioni, ma anche enti territoriali ed imprese nel settore economico, sociale, culturale, imprenditoriale. Il secondo obiettivo è quello anche di contribuire attraverso queste iniziative alla valorizzazione della masseria Meraki. Questa dunque è quella che sarà la nuova vita della masseria Battaglia nella borgata di Lama. Linea alla regia, noi ci rivediamo tra poco. Ultima parte di questa puntata di Buongiorno Taranto di oggi 10 giugno e poco fa riflettevo sul fatto che si tratta del primo giorno senza scuola per i nostri studenti, perché gli studenti di Puglia come anche Abruzzo, Friuli, Molise, Sicilia e Umbria sono andati a scuola fino a ieri, quindi il primo giorno senza scuola, primo giorno con un'estate tutta da vivere di fronte, con questa leggerezza. Prendiamo appunto spunto da quello che è lo stato d'animo degli studenti di oggi per andare incontro al prossimo video collegamento, e quello con Alessandro Console della Ionian Dolphin Conservation. Buongiorno Alessandro Console. Buongiorno, grazie dell'invito, è un piacere. E dunque, mi sentite? Sì, ti sentiamo. Ok. Andiamo incontro a questa estate con le attività della Ionian Dolphin Conservation. Cosa c'è in programma? Allora, il programma Ricercatori per un giorno sicuramente è quello che coinvolge circa 6.000 e più associati all'anno, ed è sicuramente il palcoscenico più bello che l'associazione ha da offrire ai nostri associati. Ed è una vera e propria giornata di ricerca volta alla salvaguardia dei cetacei che vivono nel Golfo di Taranto. Ecco, cosa bisogna fare per partecipare? Allora, in realtà è semplice, perché in realtà basta associarsi andando sul sito internet, pagare una quota associativa. Ogni associato ha il diritto di poter scegliere all'interno del nostro sito, tramite un calendario, una data disponibile e poi partecipare, venire a bordo dei nostri catamarani, affiancare i nostri ricercatori a bordo di questi mezzi, e si partecipa in breve a una delle più grandi azioni di citizen science dell'intero Mediterraneo. Ecco, dacci qualche indicazione sulla fascia oraria, sull'organizzazione, sull'abbigliamento. Allora, ormai stiamo andando incontro all'estate, l'abbigliamento l'associato è libero di venire a bordo anche in costume, diciamola chiaramente. Noi a bordo dobbiamo obbligatoriamente avere una maglietta che ci identifichi logicamente a bordo, mentre tutti gli ospiti a bordo sono liberi di venire come meglio credono. Si sta su una barca, si sta 5 ore
in mezzo al mare. La barca è 12 metri per 6 metri, quindi comunque 2 terzi dell'imbarcazione è coperta da un tendalino, però chi ne ha piacere può anche stare a prua a prendere il sole in attesa dell'avvistamento, insomma. Ecco, materialmente... Prego. No, dicevo, gli orari di inizio sono dalle 8:30 la mattina, dalle 8:30 alle 9 e un quarto avviamo un check-in presso Palazzo Amati, Chetos, centro euro-mediterraneo del Mare dei Cetacei, quindi si dà già il primo approccio agli associati che vengono nel centro, si fa un piccolo briefing introduttivo, intorno alle 9:30 si mollano gli ormeggi e il rientro è previsto 14:30, poiché gli animali che cerchiamo sono liberi, vivono liberi nel Golfo di Taranto, quindi a volte abbiamo bisogno di pochi minuti per avvistare questi animali. Nella maggior parte dei casi abbiamo bisogno di almeno 2-4 ore prima di effettuare un avvistamento. Ecco, e ci lasciamo con questa bella immagine, l'immagine della libertà dei cetacei nel nostro mare. Grazie ad Alessandro Console e buon lavoro alla Ionian Dolphin Conservation. Buona estate. Grazie. E dunque davvero tutto per questa trasmissione. Buongiorno Taranto termina qui. Grazie a voi per essere stati con noi. Buona giornata.